Una festa per un'intera comunità, un'iniezione di fiducia per le persone che vivono in montagna, un investimento sui bambini, futuri uomini della Lessinia. L'inaugurazione della nuova sede dell'Istituto Comprensivo di Bosco Chiesa Nuova, avvenuta ieri mattina in località Carcaro, non è stato semplicemente un taglio del nastro. Dietro ai riti formali e alla benedizione del parroco di Bosco c'erano i volti e gli sguardi commossi e fieri di centinaia di famiglie e tantissime autorità politiche, militari e religiose che vedono in questa realizzazione una speranza per il futuro. 4.200 metri quadrati disposti su 3 piani, uno dei quali interrato che servirà anche da magazzino e sede della protezione civile. Un edificio costato poco meno di 4 milioni di euro, di cui la metà arrivati grazie ai fondi dei comuni di confine. Abbiamo realizzato, credo, un complesso che pochi comuni possono vantare di avere, un complesso dove ci sono scuole, dove c'è l'istituto comprensivo, dove c'è la palestra, dove c'è la piscina, tutto organicamente organizzato per il benessere nostro, dei bambini, degli insegnanti, ma credo di tutta una comunità, di tutta una collettività. La struttura infiora l'occhiello di un istituto comprensivo, il più grande del Veneto, con ben 1.050 alunni raccolti in 19 scuole del territorio, a cui ha contribuito in modo significativo la Regione Veneto. La Regione ha contribuito, come è giusto che sia, perché un'infrastruttura di questo tipo è utile per incoraggiare la gente a non abbandonare la montagna, ma a continuare a viverla. Particolarmente emozionante è il momento dell'intitolazione del nuovo auditorium a Giovanni Vincenzi, compianto e amato sindaco di Bosco, scomparso una decina d'anni fa.